Il giorno dopo l'arresto di Vincenzo Consoli, gli azionisti storici guardano più al prossimo consiglio di amministrazione che non all'azione della magistratura. Cosa intendono fare per i vecchi azionisti? Questo è il nostro punto. Più che azionisti, i risparmiatori, che ora si vorrebbero distinguere dagli investitori con una soglia fissata sui 100.000 euro. Io credo che la fascia dei 100.000 euro copre un bel quantitativo di soci e sarebbe una proposta auspicabile, piuttosto di niente, credo che sia la cosa che credo che se domani mattina venisse fuori, credo che tutti i nostri associati sarebbero soddisfatti. Lunedì nella consueta sede di Villa Loredan a Venegazzù il confronto con la nuova dirigenza già stabilita dal nuovo padrone di Veneto Banca, il Fondo Atlante. Poche quindi le speranze per gli azionisti storici di fare la voce grossa, magari sperando ad un'azione che annulli addirittura il passaggio in SPA. Una scelta che per molti ridarebbe un volto umano ad una banca nata per il sostegno del territorio e non per la finanza. Per l'artigiano, per la famiglia e per l'agricoltore avere un istituto di quella portata non è facile entrare dentro per la porta e avere quello che le casse rurali e in particolare dopo la Veneto Banca ha dato al territorio. Azionisti che non vedono proprio la fusione con la Popolare di Vicenza. Con Vicenza e Veneto Banca si dice naturalmente che due poveri non possono andare d'accordo, non porteranno beneficio. Un passato da giudicare e un futuro tutto da scrivere, quindi, partendo dal nuovo consiglio di amministrazione, che verrà eletto lunedì, dove i piccoli azionisti staranno a guardare, ponendosi anche una domanda nei confronti della giustizia. Ma come mai è così in ritardo e così veloce nello stesso tempo? Anche perché siamo in prossimità di un'assemblea e perciò non riusciamo a capire che abbiamo tralasciato tanto tempo che se c'erano i presupposti eventualmente si poteva verificare anche prima.